I comitati, che sorgono un po' ovunque, la maggior parte dei casi nascono dai timori, in particolare per la salute dei cittadini. Il Veneto è totalmente inadempiente. Il piano di tutela e risanamento dell'atmosfera, adottato dalla Giunta nel 2003, è stato recentemente votato dalla Comunità Europea. Per quanto riguarda poi l'obiettivo della riduzione della CO2, siamo assolutamente privi di qualsiasi indicazione. E come sapete, senza interventi efficaci, per i quali è stato dato una scadenza molto ravvicinata, la Regione Veneto, cioè i cittadini, così come altre regioni, dovranno pagare anche delle sanzioni piuttosto salate. Un dato. Le principali fonti di emissione di PM10 in Europa sono per il 23% dovute a produzioni elettriche. Per avere un'idea, nel Comune di Venezia sono oltre il 50%, nella provincia di Venezia sono il 37%, nella provincia di Rovigo, quando la centrale Enel era in funzione, perché è ferma da quando anche Enel, che se ne dica, è stata condannata e quindi la centrale è sostanzialmente ferma, erano oltre il 50%. In queste due zone, tra Marghera e il Basso Polesine, vengono a concentrarsi, con i progetti in corso, il 95% della produzione elettrica del Veneto. A fronte, per esempio, la provincia di Rovigo consuma il 5%. La politica della Giunta regionale Veneto è stata sempre incentrata sulla mancanza di qualsiasi strumento di programmazione, perlomeno ufficiale, perché la programmazione viene fatta in altre sedi non istituzionali. E quindi manca sostanzialmente un piano dei trasporti. Perché? Perché in realtà il piano di Galan e di Chisso è finalizzato, come è del tutto evidente, alla privatizzazione di tutte le principali arterie stradali del Veneto. E quindi un delirio di strade, autostrade, passanti, pedemontani, eccetera. Tutte le strade che vengono consegnate di fatto nelle mani di o Veneto Strade, nella migliore, diciamo così, delle ipotesi, o soprattutto delle cordate cappeggiate poi sempre sistematicamente dalle solite ben note imprese. E quindi è del tutto evidente che nel momento in cui si fa un project financing e si autorizza per realizzare una strada a pagamento, è chiaro che le politiche della regione non possono andare nel senso di ridurre il traffico su gomma, perché è evidente che c'è un patto tra i promotori, tra queste cordate e chi governa la regione. Quindi i comitati sanno anche proporre alternative a queste infrastrutture che vengono proposte dalle cordate ben note, e quindi si organizzano. E qui è la Romea in corrispondenza della zona industriale portuale di Porto Levante e Cappello. Su questo dirò qualcosa magari un attimo dopo. Questa, secondo il PTRC, non si capiva a cosa servisse, non si capisce, non c'è scritto nulla, ed è destinata a diventare la quarta zona industriale del Veneto, dopo Marghera, Verona e poco più piccola di quella di tutta la zona industriale di Padova. Il piano energetico regionale, anche questo è fermo nei cassetti, predisposto dalla Giunta regionale, inviata al Consiglio e mai discusso. In questo modo tutti i progetti che vengono presentati vengono valutati in maniera del tutto così occasionale, del tutto discrezionale, e quindi si boccia per esempio una turbogas a Montecchio Vicentino, perché lì evidentemente c'era qualche potente politico del posto, e la stessa turbogas viene approvata in due comuni vicini, a Loreo e a Cona, Loreo in provincia di Rovigo e a Cona, entrambi a qualche chilometro da Cavarzere. Parliamo di turbogas da 800 megawatt, che per dare un'idea sono più grandi,
ha una potenza superiore alla più grande centrale nucleare costruita in Italia, che è stata quella di Caorso. Stiamo vicino a queste c'è Porto Tolle, riconvertita da nafta, olio pesante. In origine un gruppo è stato poi rivitalizzato a olio a basso tenore di zolfo, che non viene fatto funzionare perché costa, e anche questa 2000 megawatt. In tutta la provincia di Rovigo siamo già arrivati a qualcosa come 4200 megawatt previsti e approvati, perché manca solo la conferenza di servizi per l'autorizzazione ambientale integrata, che è l'ultimo atto ed è una formalità. E accanto a questo poi c'è la proposta della centrale nucleare. E poi passiamo ai termovalorizzatori, che di fatto sono delle centrali elettriche, i due inceneritori di Moliano e Silea, l'inceneritore appena approvato in questi giorni, i saldi, chiamiamoli saldi di fine mandato della SIFA di Marghera, che non è un'azienda solo regionale, ma guarda caso c'è sempre la solita ben nota impresa onnipresente, e la mega discarica di Pincara presso Rovigo, che è un altro aggeggio simile. La vecchia idea di De Michelis, che sta prendendo forma, quella di delocalizzare in quel territorio, praticamente nel delta del Po, nel parco naturale del delta del Po, tutta una serie di impianti che altrove trovano una forte opposizione e una forte resistenza sociale. E quindi di nuovo le centrali nucleari, tornano i vecchi siti individuati già nei primi anni '80, vicino a Legnago, in provincia di Verona, e tra Cavarzere e Chioggia. Ecco, il Polesine, come Marghera, quale sviluppo? Appunto, in tutto questo territorio sembra che si vogliano concentrare questi impianti di rilevante impatto ambientale. E quindi c'è un problema di democrazia innanzitutto e di trasparenza sulle scelte. Le gare d'appalto si devono evitare, bisogna superarle, le grandi opere si fanno con tutte procedure straordinarie, e le appalti minori invece, con la legge regionale dichiarata incostituzionale, invece si fanno a trattativa privata, invitando direttamente le ditte amiche dei sindaci. E quindi il nuovo piano territoriale si riduce a una somma di autostrade e tutta una serie infinita di strade a pagamento e progetti strategici, il vero strumento di governo del territorio sui grandi affari, che saranno gestiti direttamente dalla giunta regionale. Questo è già previsto nella legge urbanistica regionale numero 11 del 2004, che forse non è stata attentamente valutata anche dalle forze, diciamo, di sinistra, le forze di opposizione. I cittadini appunto si chiedono, ma possono solo votare una volta ogni 5 anni, secondo la teorizzazione di Berlusconi, ma anche del suo emulo Veneto Galan, o possono invece organizzarsi, dire la loro, partecipare? Chiediamo che si facciano i piani, che si facciano dei piani partecipati, si faccia il piano energetico, il piano dei trasporti, si faccia un piano territoriale che sia veramente uno strumento per conseguire gli obiettivi che ci si è dati. Poi abbiamo degli impegni che sono stati assunti direttamente, gli amici consiglieri regionali se ne ricorderanno, di non autorizzare ulteriori centrali elettriche finché non si è fatto il piano energetico regionale, e in realtà subito dopo chi se le ha autorizzate una dietro l'altra.